Un'iniziativa sicuramente interessante che sposa anche i vostri continui solleciti per le strade che purtroppo nel nostro territorio non sono un granché. Un'iniziativa epocale, il dibattito pubblico che stamattina si apre ufficialmente sulla tangenziale di Agrigento inizia proprio l'iter che dovrà vedere il realizzarsi di un'opera che cambierebbe il volto della nostra provincia. Fino ad adesso siamo l'unica in Sicilia a non avere 1 chilometro di autostrada, la tangenziale di Agrigento ci regalerebbe l'anello che andrebbe a completare le autostrade della Sicilia, da Castelvetrano fino a Gela, dando la possibilità alle varie realtà, ai vari paesi, non solo attraversati da questa tangenziale, ma ad imbuto andare a finire sulla stessa tangenziale e usufruire di un'infrastruttura fondamentale per la vita del cittadino, del commercio, dell'industria, soprattutto del turismo. Quindi grazie a questa iniziativa promossa e portata avanti dal sottosegretario Cancellieri, sponsorizzata e accompagnata dalla prefettura e fortemente voluta dal cartello sociale, si realizza qualcosa di veramente concreto. Come valuta questa iniziativa? Si tratta di un'iniziativa importante, questo è il primo incontro dibattito sull'autostrada che dovrà nascere da Castelvetrano-Gela, che rappresenta la chiusura di un anello autostradale che fino adesso ha visto questa provincia ai margini dei collegamenti autostradali. Quindi questo primo dibattito è importante perché in questa sede e nelle sedi successive sarà il momento di confrontarci, il momento di mettere nero su bianco come e dove vogliamo che qualche svincolo nasca e rappresenta un momento di particolare importanza. Sindaco, come valuta questa iniziativa dell'ANAS? Realmonte è anche interessata come territorio alla vicenda? È assolutamente positiva questa iniziativa perché a livello di viabilità servirebbe a fare sistema, cioè a creare quel collegamento e quel tratto veloce che manca nell'Agrigentino, che manca su tutto il tratto interessato, e quindi sicuramente è un'iniziativa che merita l'attenzione necessaria e deve essere necessariamente portata avanti e promossa dai singoli comuni che poi fanno parte integrante dell'intero progetto. Senatore Ruvolo, oggi si parla di strada e da tanti anni che se ne parla, si arriverà a una conclusione? Ma penso che ci siano le condizioni per ricominciare un lavoro che era stato già ampiamente definito nel 2003 e nel 2004. C'è qualche piccola variante che immagino sia tecnica, però oggi è una speranza poter riparlare della Gela Castelvetrano. Certo, è una storia molto lunga, speriamo che inizia da qui. La vedremo realizzare nel tempo più breve possibile, non lo so, però penso che ci sia la condizione per poter riprendere questo cammino molto importante per il nostro territorio.